Fausto Gottardo, sindaco di Giavera del Montello. Per fortuna che esistono le donne sul nostro partito. Brava Bruna. Bravo Fausto. Allora, da cittadino veneto mi sento di essere felice oggi per voi presenti, per Laura qui tra noi, ma soprattutto per avere un motivo di impegno per i prossimi 3 mesi, un motivo di impegno di uscire la sera, di uscire di giorno, per fare campagna elettorale, per convincere non noi che siamo autoconvinti perché ci crediamo, ma 10, 100, 1000, 10.000 persone che non conoscono Laura, non sanno chi è, non sanno cosa ha fatto in questi ultimi anni, ma soprattutto le persone che non sanno che un Veneto diverso è possibile oggigiorno, perché noi siamo gli amministratori che con Laura abbiamo imparato a lavorare per il territorio a livelli consortili, a livelli sopraterritoriali e non badare soltanto all'orticello di casa. Siamo amministratori che ci siamo occupati dei primari, degli infermieri, dei medici negli ospedali, non del business degli ospedali. Siamo amministratori che hanno fatto i piani regolatori di protezione dell'ambiente, non amministratori che hanno fatto i condoni o il piano casa che distruggono l'ambiente. Siamo persone e amministratori che non affiggono i manifesti con i barconi nelle sedi di partito, ma organizzano le feste per conoscere l'immigrato, per conoscere le altre persone, per non aver paura dell'immigrato, ma per avere a fianco di noi, in un paese civile e dignitoso in Europa, le persone che ci aiutano a diventare più grandi, più onesti e più ricchi. Siamo amministratori appunto che si impegnano con costanza leggendo le carte e i documenti nei consorzi sovracomunali, nei consorzi in cui si decidono le politiche tariffarie per i nostri cittadini, nei consorzi in cui si decide il futuro del Veneto, con passione e con capacità. E quindi non abbiamo mai paura dei livelli sovracomunali, né provinciali né regionali, per fare le politiche che sappiamo fare, perché le sappiamo fare unendoci con un principio e con un obiettivo che a molti altri partiti è stato perso di vista negli ultimi anni. Il cittadino, quindi la qualità della vita per il cittadino e la qualità del cittadino stesso. Quindi non lavoriamo per noi stessi o per il nostro partito, ma per gli altri. E questo penso che Laura sia una delle prime che a fianco degli operai, nelle assemblee per il lavoro, per il diritto al lavoro, è sempre stata presente e ci ha insegnato appunto ad amministrare con una certa serietà, cosa che manca in tanti altri amministratori. Quindi sono contento di poter augurare a lei la possibilità di vincere, perché è in questo che dobbiamo impegnarci e non sicuramente nelle solite chiacchiere di partito. Grazie. Grazie.